Giovanni Del Ben è il nostro opinionista in sanità, ma è medico forense. Prego. Ben ritrovati. Un mese fa avevamo fatto un invito alla vaccinazione anti-influenzale. Adesso questa malattia virale contagiosa che indebolisce le difese immunitarie, specie dei soggetti con malattie croniche o anziani, sta arrivando, anzi è già arrivata e la vediamo che si sta diffondendo. Si aspetta il massimo picco di presenza di malati di influenza nei mesi di gennaio e febbraio e quindi siamo ancora in tempo per vaccinarci, perché ci vogliono 2 o 3 settimane perché il nostro corpo produca gli anticorpi specifici contro l'influenza. E adesso vediamo l'altra immagine dove che proprio l'invito fatto dalla Regione ai malati cronici, che sono circa 45.000, per chiamarli a fare la vaccinazione proprio perché hanno difese compromesse. Oltre ai malati cronici ci siamo tutti noi ultra 65 anni che siamo tanti. Ci sono poi gli addetti ai servizi pubblici che sono esposti alla possibilità di contagio, però anche queste persone, per dire, ci servono per la sicurezza, per i servizi di cui abbiamo bisogno, e mi rivolgo alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, al personale della scuola, al personale degli enti pubblici e, per la mia professione, anche delle procure e dei tribunali, che insieme a quelli della sanità dovrebbero vaccinarsi contro l'influenza. Ovviamente Come te. sì, eccoli. E ovviamente noi non siamo di quelli che dicono vaccinatevi, no, armiamoci e partite, no, bisogna anche dare l'esempio. E allora e qui vediamo la gentilezza della mano della dottoressa Zamparo, che mi aiuta a dare l'esempio, perché la vaccinazione anti-influenzale serve.